Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e benvenuti a Buongiorno 131, buon inizio settimana, giorno di Roma-Cagliari. E diamo anche il buongiorno, ennesimo, per Francesco, che non so cosa stia facendo. Non ti sento. Sabotaggio. Fatti i fatti tuoi, ho detto. Cosa sto facendo? Fatti i fatti tuoi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buona settimana. Buon inizio settimana, giornata lunga oggi. Sarà peggio, ne abbiamo vissuto di peggiori, quindi. Assolutamente. Salutiamo Ste, buongiorno ragazzi, buon inizio settimana e soprattutto buona vigilia. Dai che portiamo a casa un buon risultato. Daniele, buongiorno 131, che sensazioni avete per vigilia stasera? Era ieri. Infatti, la vigilia oggi era ieri. Oggi è il giorno di partita, quindi. Oggi è partita. Poi si è parlato molto di Luperto, meno dell'attaccante che non è arrivato e stasera in quel reparto siamo contati. Buongiorno Traccada, buon inizio settimana. Buongiorno Alessandro. Buondì, chi è il nostro talismano in trasferta? Oggi è Roberto. Assolutamente. Buongiorno Bilancizio e buongiorno Andrea. Dopo la notte del Super Bowl, bello vederlo senza aver dormito. Eroe. Applausi per la voglia soprattutto del nostro Andrea di andare a guardarsi, però è una tradizione, lo fa ogni anno Andrea, che è uno dei tanti cagliaritani appassionati di sport americano e quindi insomma ogni anno segue. Ciao Ross. Ogni anno segue. Buongiorno davvero a tutti. Allora, di cosa dobbiamo parlare oggi? Allora, oggi avremo come primo ospite Robert Acquafresca, collegamento audio. Andremo un po' a parlare della partita di stasera in generale, un po' dell'andamento del Cagliari. Poi alle 10:40, 10:45 avremo le ultime news da Roma con Gabriele Chiocchio di Voce Giallorossa. Insomma, perché anche la Roma ha diverse assenze, ma ti chiedo subito, rispondendo a Daniele, che sensazioni avete per stasera, Fra? Che sensazioni Più buone, sinceramente. Buone sensazioni perché tutto sommato, come dicevamo anche ieri quando siamo sentiti al telefono di pomeriggio, cioè il Cagliari arriva sereno. Sotto hanno perso praticamente tutte, sopra hanno perso praticamente tutte, tolto il Lecce, ma insomma per me è buono che il Lecce abbia vinto ieri, perché così poi arriva a Cagliari, secondo me anche lì senza questa necessità incredibile assoluta di punti, anche se poi alla fine dovrà cercare di vincere lo stesso la squadra di Francesco, però cioè, il Cagliari arriva sereno ed è una condizione a cui probabilmente non siamo neanche abituati negli ultimi anni. È tutto il discorso che facevamo anche la settimana scorsa, ti ricorderai, è un po' il discorso che ho fatto nella diretta con insomma da Mattia Leccelso, cioè effettivamente il Cagliari non respira aria pulita da troppo tempo e quindi
stasera è l'occasione giusta per provare a togliersi altre soddisfazioni e soprattutto sfruttare gli errori, cioè le difficoltà e anche le assenze in casa Roma. Cioè, non so, anche ieri leggevo tanti commenti negativi durante la trasmissione della vigilia, non capisco. Cioè io, ripeto, da una parte lo capisco perché abbiamo anche detto, no? Abbiamo usato l'esempio del cane bastonato, anche settimana scorsa, ti ricorderai, no? Cioè il tifoso del Cagliari è un po' un cane bastonato perché ogni volta che ha provato a fidarsi poi è stato nuovamente ribastonato dalla storia. Però quest'anno mi sembra che ci siano degli elementi nuovi, degli elementi diversi, c'è questa grande presenza di giovani protagonisti e io la vedo sempre come qualcosa di estremamente positivo. In più ci sono i risultati che stanno accompagnando questa sorta di rivoluzione, quindi cioè, perché non essere ottimisti quest'anno, onestamente? Sono assolutamente d'accordo, l'ha detto anche Pisacane in conferenza sulla Roma, che sarà sicuramente diversa rispetto a quella battuta all'Unipol per 1-0, però è anche vero che il Cagliari arriva da 3 vittorie consecutive. A morale, chiedo chi fa le domande su Mina, non è la prima volta che ha questi problemi al ginocchio, se li sta trascinando per tutta la stagione, anzi se li trascinerà per tutta la stagione. Ogni tanto deve fermarsi, quindi può essere anche il discorso: giochi contro la Roma oggi, la prossima settimana c'è Cagliari-Lecce che sarà lunedì prossimo, chi non è al meglio lo faccio recuperare questa settimana per essere al meglio nella sfida contro il Lecce. Stasera comunque ci sono i giocatori, l'ha detto Dossena, potrebbe anche partire dal primo minuto, è vero, non gioca da un anno, perché comunque dal brutto infortunio, però se comunque Pisacane, mi pare che da questo punto di vista non gli si possa dire niente, perché quante volte è stato detto ma quel giocatore poteva essere fatto debuttare prima, poteva giocare di più, ha sempre avuto ragione lui. Quindi Dossena forse giocherà stasera dal primo minuto, forse non giocherà al primo minuto, però è in condizione di giocare, questo è già un'ottima notizia. La Roma ha diverse assenze, tra cui Koné, che probabilmente è l'assenza più importante in casa giallorossa, visto che è il metronomo della Roma, un po' quello che detta gli equilibri. Però il Cagliari va a giocare stasera forse anche un po' tranquillo da un certo punto di vista, sapendo che può fare la sua partita. Non sarà facile, ma di sicuro non va lì a farsi una passeggiata, su questo sono abbastanza d'accordo. Vabbè, ma la passeggiata non la fai da nessuna non la fai da nessuna parte. Cioè anche contro il Verona, partita che hai vinto 4-0, i primi 20 non minuti è iniziata benissimo, eri in difficoltà, quindi insomma. Ha ragione Luca Azzeni nel commento che dice: oggi partita spartiacque, se fa punti Luperto sarà dimenticato, se perdiamo critica a manetta sulla società, perché purtroppo questo è atteso. Certo, Cioè io me l'aspetto, certo. Sinceramente anch'io mi aspetto una situazione del genere, motivo in più per sperare in un risultato positivo, mi viene da dire, ma non per la seconda parte quanto per la prima, perché vorrei dire appunto che Luperto lo dimentichi in fretta e soprattutto ti confermi, cioè fai un risultato positivo oggi all'Olimpico e ti dà anche a livello di consapevolezza nei tuoi mezzi un passo in avanti, anche perché diciamo sempre questa squadra è più forte, nettamente più forte di quella dell'anno scorso e ancora di più ovviamente di quella di Ranieri di 2 anni fa, ed è un discorso che ci sta, però cioè, deve anche dimostrarlo effettivamente poi con la tenuta mentale, oltre che con questi risultati che sono arrivati in questa settimana. E quindi io spero appunto che questa squadra dimostri effettivamente di essere un passo avanti rispetto a quella dell'anno scorso nella gestione di queste partite. Io credo che lo abbia già dimostrato, perché comunque anche nelle partite perse il Cagliari, tranne quella di Genova, non ha mai staccato la spina in anticipo, è sempre rimasto attaccato alla partita, è una delle squadre che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio, e questo, se non hai una forza mentale importante, non riesci
ad avere... cioè, grazie. Il curling dietro. Me la sono dimenticata accesa, scusa. Stavo guardando le Olimpiadi prima. Mi è rimasta accesa. Grazie di averlo segnalato, perché non me ne ero minimamente accorto. E dicevo, quindi oggi è una gara importante, l'Unione Sala ha scritto l'esame di maturità. Io la settimana scorsa ho detto è l'esame per entrare all'università in realtà, cioè va oltre l'esame di maturità, perché l'esame di maturità era il Verona Sì, ed è stato superato a pieni voti, e ora vai in un terreno che è quello della mezza classifica, della metà classifica, guardando in alto, a cui il Cagliari degli ultimi anni, come abbiamo detto, non era abituato, quindi ti devi anche adattare a quel tipo di classifica, con quelle che poi possono essere pressioni dell'ambiente, dello stesso campionato, perché comunque, insomma, quando poi arrivi in quella zona di classifica, chiaramente non ti puoi neanche più nascondere, perché poi questo è evidente. E poi su Albarracino ho risposto anche ieri, per l'allenamento, insomma l'abbiamo visto nell'allenamento aperto, abbiamo visto anche le immagini prima. Mi sembra un giocatore molto interessante, si muove molto bene, e mi pare anche uno che abbia molta voglia di mettersi in luce. Molta fame. Però vedremo. Io credo che ci sarà spazio per lui, magari già da stasera, chissà, o comunque nelle prossime. Il Cagliari deve in questo momento fare quello che non sta facendo, che non riesce più a fare da anni, più o meno dagli anni in cui c'era il nostro primo ospite, perché effettivamente c'è sempre stata questa rincorsa, questa emergenza continua e costante, e non potevi mai provare a far giocare i giovani, a lanciarli, a valorizzarli, a vedere che tipo di contributo avrebbero potuto dare, perché era sempre più importante il ponticino per arrivare quanto prima alla salvezza. Quindi questo deve fare adesso il Cagliari. Ci sta assolutamente. Facciamo entrare il nostro primo ospite che è collegato telefonicamente, vediamo se ci sente. Robert, ci sei? Ciao, buongiorno. Eccoci. Ciao Robert, Ciao Robert. benvenuto. Ciao. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Robert Acquafresca, insomma, la prima domanda, Robert, è sicuramente sull'andamento del Cagliari, arriva da 3 vittorie consecutive. Stasera sfida all'Olimpico. Qual è la tua idea di queste prime 23 giornate del Cagliari di Pisacane? Ma penso che siamo concordi tutti sul fatto che sia molto buona, perché comunque sia dopo 23 giornate trovarci in questa posizione, forse nelle migliori aspettative, ecco, uno ci poteva pensare. Invece godiamocela, abbiamo l'opportunità di andarcela a giocare a Roma abbastanza sereni, perché comunque sia dopo 3 vittorie così contro Juve, Fiorentina e Hellas avrà il morale altissimo, quindi c'è tutto per poter far bene, per continuare. Poi anche se dovesse arrivare una battuta d'arresto, sei pronto a ripartire. Ci sta assolutamente. Tra l'altro, ecco, come dicevi bene, probabilmente al di sopra delle aspettative, ma la partita col Genoa, quel 3-0, dove il Cagliari comunque non aveva demeritato dal punto di vista del gioco, probabilmente ha fatto fare quel click, e le partite con Juventus, Fiorentina e Verona, 3 vittorie diverse, comunque 3 vittorie importanti che hanno dato morale. Ti aspettavi un po' questa reazione dopo quel 3-0 che insomma faceva un po' cincischiare anche i tifosi, ovviamente, non solo tutta Sì, la anche gente perché fino a rossoblù. quel momento diciamo che col Genoa era uno scontro salvezza, e non possiamo nemmeno dire che l'abbiamo perso male, perché secondo me il risultato è fin troppo brutto per quello che si è visto in campo. Però la sconfitta è sempre una sconfitta, e niente, loro sono stati bravi ragazzi, il mister sicuramente ha trovato le parole giuste, ha toccato le corde giuste, e anche con la Juve tu hai fatto la partita che dovevi fare. Io non capisco chi magari critica dicendo ma abbiamo sofferto troppo anche gli ultimi 20 minuti, anche con la Fiorentina. Cioè, che cosa
la perfezione cerchiamola tutti, ma non siamo il Barcellona, non siamo l'Inter, siamo una squadra che comunque sia deve lottare per salvarsi e ci sta a soffrire. Quindi una squadra che sta a soffrire dà anche segno di grande maturità. E il Cagliari ha saputo soffrire benissimo. Assolutamente. Ti chiedo, prima di passare la parola a Francesco, c'è il discorso della vendita di Luperto che ha un po' diviso la tifoseria, un giocatore sicuramente importante, l'ha detto lo stesso Pisacani in conferenza stampa. Come l'hai vista un po' questa cessione? Diciamo, l'ho vista abbastanza da vicino perché conosco Sebastiano molto bene. Dispiace ovviamente tanto perché secondo me il Cagliari ovviamente perde molto a livello tecnico e a livello umano, ok? Perché Sebastiano è veramente una grandissima persona. Detto ciò, poi come ha spiegato anche il direttore Angelozzi, ci sono delle dinamiche a cui una società deve pensare. Comunque ti offrono una cifra importante e, e la società ha voluto pensarci, forse anche, parliamoci chiaro, molto dovuto al fatto che hai fatto molto bene in queste ultime 3 partite, hai fatto 9 punti, hai staccato di molto il fanalino di coda e puoi permetterti qualche errore, magari dando fiducia appunto a Rodriguez, ed è giusto che sia così. Proviamo a lanciarli anche noi di nuovo i giovani, quindi però io non voglio fare l'aziendalista, non lo sono, non sono mai stato, però la società deve fare i conti anche con queste cose. Assolutamente. Fra? Beh sì, sicuramente l'elemento economico, soprattutto in questo calcio, Robert, mi viene da dire, forse ancora di più che nel vostro calcio, insomma, di quello quando giocavi tu, sta diventando sempre più importante e più centrale. Però ti chiedo, siccome tu nella tua esperienza cagliaritana hai vissuto sia una stagione difficile, cioè la prima, ricordiamo, con il miracolo nel 2-1 contro il Napoli, Ballardini, insomma, quella stagione meravigliosa, e poi gli anni successivi invece era un Cagliari che si era ripreso fondamentalmente quello che era il suo ruolo di squadra da mezza classifica, da metà classifica, che aveva avuto anche negli anni precedenti. E siccome tu eri uno dei tanti giovani di quel Cagliari che rischiò la Serie B, invece poi si salvò e diede vita a questa bella storia, anche con Allegri in panchina, tanto per fare un esempio. E come cambiò nella vostra testa proprio la consapevolezza di voi stessi, cioè delle vostre capacità, della vostra abilità? Beh, allora noi lo vedevamo tutti i giorni, io ora non posso saperlo perché ovviamente non sono all'interno, però ci allenavamo veramente benissimo. Io mi ricordo che facevamo degli allenamenti di un'intensità e di una qualità altissima e dopo però ci ritrovavamo la domenica che ci mancava qualcosa e ce lo chiedevamo molto spesso, ma cos'è che ci manca per poter gioire il giorno più importante della settimana, cioè la domenica. Gioivamo tutti gli altri giorni, che poi non gioivi perché eravamo messi malissimo, però riuscivi a riproporre degli allenamenti importanti. Niente, poi dopo con quella vittoria ci ha sbloccato, ognuno di noi ha avuto quel pizzico di fiducia in più probabilmente che ci mancava, quell'episodio che ci ha fatto svoltare a chi la stagione, a chi la carriera e, e così è stato. Poi nei momenti di difficoltà ti ritrovi a dire caspita, però io l'ho fatto, l'ho dimostrato, quindi lo posso fare e quindi la volta dopo eri pronto di nuovo a riproporre una grande prestazione. Il Cagliari di adesso, sicuramente adesso ci sono in ballo molto più i fattori economici rispetto a quando c'ero io, però ripeto, la società per il momento è premiata anche dalla scelta di Pisacane. Ricordiamoci inizio anno dei punti interrogativi sul ragazzo giovane, un allenatore giovane come Fabio, mandando via un allenatore esperto come Nicola, si erano creati. Penso che adesso non ce ne siano più. È vero, sicuramente poi i risultati aiutano, Robert, perché poi la verità vera è anche quella, perché il Esatto. progetto no, di un allenatore giovane, di una squadra giovane,
poi paga se effettivamente anche dal punto di vista dei risultati questo arriva. Prima di farti una domanda da attaccante su Kilixoi, e così anticipo Luca, che ce l'aveva già pronta, ma gliela frego così. Ti chiedo invece proprio sulla gestione anche proprio di Pisacane, nel senso, dove può arrivare secondo te Fabio Pisacane con la maglia del Cagliari, ma da allenatore, non da calciatore, perché chiaramente il passaggio dai giovani, come dicevi giustamente tu, dal calcio dei giovani al calcio dei grandi è sempre traumatico, però mi pare che lui abbia anche una certa propensione allo studio, all'approfondire quelli che sono magari anche i suoi limiti, anche derivanti da una carriera di calciatore professionista, ma insomma, lo sa, lo dice, lo ripete sempre anche lui stesso, probabilmente non di primissimo piano, ecco. Beh, io penso che un allenatore debba comunque sia informarsi e studiare, ormai è inevitabile. Detto ciò, a differenza, faccio un paragone con Allegri perché secondo me si sta trovando un po' nella stessa situazione, dove comunque sia adesso sta andando bene e deve provare le cose perché sono in un momento positivo, quindi chi lo sa che ha iniziato un nuovo ciclo, ecco, quindi lui deve provarle le cose, magari si toglierà tante soddisfazioni, e se no comunque sia ci avrà provato, ma io penso che il bilancio sarà sempre positivo, assolutamente. Invece da 9 a 9 un giudizio su Semi Kilixoi. C'è voluto un po' di tempo, perché comunque sia all'inizio non veniva fatto giocare molto. Mi ricorda un po' me quando all'inizio della mia esperienza io non giocavo, andavo in Under 21, facevo gol e poi dopo tornavo qui e di nuovo non giocavo. Anche per me ci è voluto un po' di tempo e anche lui aveva bisogno dell'episodio giusto. Poi da quello che sembra fa solo gol belli, quindi gli auguro anche di trovare qualche gol sporco che lo può aiutare. Ci sta Luke? assolutamente. Robert, io vado un po' su un discorso generale che in questo fine settimana diversi allenatori, tra cui De Rossi, che ricordo De Rossi fu il marcatore della Roma in quel 5-1 dove segnasti anche tu, Cagliari Roma 5-1 il giorno del tuo compleanno, tra l'altro, parliamo del 2010-2011. Comunque Gasperini ha detto la sua sul fatto che è un calcio completamente diverso anche rispetto a quando giocavi tu, sui simulatori, sulle perdite di tempo, sul VAR, sui rigori, insomma, dati non dati. Si sta un po' rompendo questo giocattolino, nel senso che forse si sta andando un po' oltre. C'è una situazione di lamentela continua e alla fine penso che chi ne paga più le conseguenze alla fine è il tifoso, cioè chi usufruisce di questo spettacolo, di questo sport che forse sta diventando un po' troppo tecnologico. Sì, abbiamo cercato la tecnologia per renderlo il più perfetto possibile. Abbiamo dato la parola all'arbitro perché comunque sia giusto che l'arbitro anche spieghi le sue decisioni a tutti. Però così forse stiamo perdendo qualcosa sotto tutti i punti di vista, la bellezza di uno sport che comunque sia lasciava anche quel briciolo di punto interrogativo, ecco, sono d'accordo con De Rossi, sono d'accordo con Gasperini con quello che stanno dicendo, ormai c'è tutto cercare anche di un rubacchiare, non va bene, non va più bene. Infatti la domanda è: ma stiamo andando nella direzione giusta? Infatti, chissà che questa situazione non vada un po' a cambiare, anche perché, ripeto, se tu tiri troppo la corda, alla fine poi la corda si spezza, perché alla fine un gioco che è fatto di contatto, perché da sempre il calcio è fatto di contatto, adesso ogni minimo contatto è errore, oppure un contatto semplicissimo, magari trovi l'avversario che rimane 2 minuti a terra come se avesse preso chissà quale colpo. È ovvio che con tutte le telecamere, con tutta la tecnologia, alla fine si sta andando oltre. Quello che ne va a pagare le conseguenze è lo spettacolo, e quindi secondo me ci dovrà essere per forza non dico un ritorno perché non si ritorna mai indietro, però un aggiustamento, perché mi pare che ogni giornata ci siano più situazioni, anche lo stesso caso in partite diverse viene comunque valutato in maniera diversa, e questo
alla fine... E infatti, scusami se ti interrompo, è proprio quello. Ci sono troppe cose che vengono lasciate all'interpretazione. Ci sono delle cose che sono chiare, devono essere chiare. Come dice Allegri, il calcio è uno sport semplice, Certo. lo stiamo rendendo complicatissimo. Valutiamo l'intenzionalità di un fallo, l'intenzionalità di un fallo di mano. Proviamoci a tornare. Alla fine non è che stava poi così male, secondo me. Sono assolutamente d'accordo. Si stava meglio quando in teoria si stava peggio. È Però sempre così alla fine. È sempre così. È verissimo, è verissimo. Fra? No, volevo chiedere a Robert invece sulla partita di stasera, su questa Roma di Gasperini, che è ancora un'entità un po' particolare, secondo me, perché è una squadra che sta facendo bene, perché chiaramente non si è quinti in classifica a caso, a ridosso poi anche del podio, però è una squadra che ha delle caratteristiche fin qui poco gasperiniane, segna poco, concede pochissimo, perché la miglior difesa della Serie A ha fatto soltanto un pareggio fin qui nelle prime 23 partite. Insomma, è chiaramente una squadra in evoluzione. Oggi tante assenze sul fronte giallorosso. Che partita sarà secondo te? Cioè, dove il Cagliari può provare a mettere in grossa difficoltà la squadra di Gasperini? Ma io penso poi bisogna vedere anche come giocherà il mister, perché comunque sia davanti adesso Borrelli è infortunato, però stava trovando spazio Chiliksoi, e dietro sicuramente ci saranno i cambiamenti, visto che non c'è più Sebastiano e Mina non c'è per infortunio, quindi sarà una squadra diversa dietro, però io penso che ripartenza con dei bei fraseggi che abbiamo fatto possiamo dare fastidio alla Roma. Poi, ripeto, in questo momento positivo il Cagliari deve andare, se la deve giocare con tutti. Basta, cioè, non abbiamo niente da perdere, possiamo veramente guardare dietro con una certa positività, molta, che non avevamo da tanto tempo. Quindi andiamo a fare la partita e vediamo cosa succede. Al massimo te la sei giocata, almeno. Esatto. Proprio su questo, Robert, sul discorso, il Cagliari è comunque in 12ª posizione, è vera più 10 rispetto alla terz'ultima in classifica con una partita in meno che è la Fiorentina, però è anche a meno 2 dal 10° posto da un Bologna dove tu hai giocato, tra l'altro, che arriva da 4 sconfitte consecutive. Quale può essere secondo te l'obiettivo del Cagliari? Ok, la salvezza, ma può essere qualcosa in più, nel senso magari ritornare sulla parte sinistra della classifica. Sì, ripeto, adesso sei abbastanza sereno, ed è quella serenità che all'attaccante può far provare la giocata, al difensore può permettersi di rischiare qualcosa in più, quindi dico, giochiamocela partita dopo partita e poi ripeto, queste soluzioni con l'acqua alla gola non ce l'avevamo da un po' di tempo, quindi adesso è giusto giocare da sereni, sempre con la cattiveria giusta, perché quando si scende in campo con la cattiveria giusta, però giochiamocela. Hai battuto la Juve, non avessi mai penso che nessuno ci avrebbe messo la firma. Juve e Fiorentina 6 punti, quindi perché non andare a Roma e fare una partita? Poi al massimo torni a casa con un punto, puoi perdere, però giocatela. Qual è il giocatore che ti ha stupito di più quest'anno? C'è un giocatore magari dal che ti aspettavi un po' meno, dici però questo giocatore non mi aspettavo, insomma, sarebbe troppo semplice dire Palestra. Infatti io stavo dicendo proprio Palestra perché sì, perché aveva lasciato intravedere qualcosa di bello all'Atalanta, ma in maniera così continuativa, alla sua giovane età, veramente sto ragazzo mi ha impressionato tanto. Poi mi sembra un ragazzo anche con la testa a posto, già lo vedi dai comportamenti in campo, quindi peccato che è solo in prestito. quindi no, però ha dato e sta dando veramente tanto al Cagliari, quindi dico lui comunque.
E su Gaetano invece sul fatto che comunque questo nuovo ruolo che lo sta mettendo al centro del gioco del Cagliari, un giocatore che era arrivato benissimo a Cagliari con Ranieri, poi ha avuto delle problematiche a livello infortunio, probabilmente anche a livello di posizione in campo. Pisacane gli ha ritrovato questo ruolo che l'ha rimesso al centro del villaggio, come si suol dire. Ti ha stupito? Pensi che lui abbia ancora tanti margini? Può essere il valore aggiunto di questa seconda parte di campionato per il Cagliari? Beh, me lo auguro per lui, me lo auguro per il Cagliari, perché comunque sia poi dopo di conseguenza è stata fatta una scelta importante che è quella di cedere Prati, perché comunque sia Gaetano ha fatto bene in quel ruolo. E niente, adesso che ci si è ritrovato sicuramente lavorerà per migliorarsi ed è sempre una scelta in più averlo sia davanti alla difesa che anche poi più avanti. Che poi in chat ci dicono può essere il nuovo Daniele Conti. Aia. Non semplice, Esatto, non è molto. Poi con Daniele è un'amicizia che va oltre il calcio, quindi per me Daniele non è arrivabile qui a Cagliari. Ce n'è tanto di lavoro da fare. Ci sta assolutamente. Fra, un'ultima domanda per Robert. No, vabbè, volevo chiedere di Esposito, perché sempre per parlare di attaccanti, abbiamo parlato di Kilixoi, però Sebastiano Esposito è l'altro grande attaccante preso dal Cagliari in questa sessione di mercato, insieme ad Andrea Belotti, ma sappiamo, insomma, anche il brutto infortunio che lo terrà fuori ancora per un mesetto abbondante, credo, nella migliore delle ipotesi. Sei soddisfatto del rendimento di Sebastiano Esposito? Cioè, sembra che sia un giocatore che quest'anno ha messo da parte l'io per privilegiare il noi, cioè quindi meno gol, però molti più assist, molto più lavoro sporco per la squadra. E anche questo fa parte della maturazione. Sicuramente, no? sì, non è un bomber, è un attaccante che vede molto bene il calcio, gioca molto bene a calcio, ha dei grandi piedi, grande visione, quindi è giusto che queste qualità le metta a disposizione del gruppo, anche perché è uno che sa fare gol, ma da uno che ha i piedi così, ha una visione così, per lui anche mettere il compagno davanti alla porta e fare gli assist deve essere come se avesse fatto con lui, quindi ne può giovare solo la squadra. Sì, è vero, è vero. Robert, grazie davvero per essere stato con noi stamattina, per aver chiacchierato Grazie a voi. di questo Cagliari. Un abbraccio, ci sentiamo presto. A presto, ciao. Grazie Robert, Grazie. ciao, buona giornata. Ciao. A voi. Ciao. E ringraziamo tanto Roberto Acquafresca. Allora, c'era un commento. Dunque, dov'era? Eccolo qua, Giuseppe. Salve a tutti, volevo chiedere come mai non avete fatto il posto che è vincitore di giornata 23, sul 23esimo turno del Fantacento 31, colpa mia. Non ho fatto l'articolo perché ragazzi venerdì nel modificare il mercato me ne sono completamente dimenticato e quando me ne sono ricordato era ormai tardissimo. Però giovedì l'abbiamo fatto, abbiamo commentato la giornata, abbiamo commentato la classifica generale. Purtroppo mi ha preso più tempo del dovuto il mercato di Fantacento 31. Quindi questa settimana si riprenderà alla grande. Chiedo scusa ragazzi, però purtroppo mi è sfuggito e alla fine quando mi sono ricordato ormai la giornata era già la 24esima. Ok? Allora, tanti complimenti tra l'altro per Robert Acquafresca. Fra il discorso di stasera, una partita dove il Cagliari, diciamo, non ha niente da perdere, la Roma invece ha tanto da perdere. Può essere anche l'ambiente, 60.000 spettatori. La Roma che gioca a livello di punteggio e anche di gioco, meglio in trasferta che in casa. Probabilmente sente troppo il pressing da parte dei tifosi. Stasera c'è l'impressione che il Cagliari possa fare la sua partita e magari possa fare uno scherzetto alla Roma, visto anche le tante assenze, perché comunque alla fine i nuovi ci sono, ma si devono ancora adattare al campionato di Serie A. Se è vero per Kilixoi, se è vero per Rodriguez, è vero anche per Zaragoza, per Malen, che comunque il gol l'ha già fatto, ma è un giocatore che tira tanto, ma per ora non ha ancora trovato la continuità. Gli manca Dybala, manca Koné, manca Hermoso, insomma, mancano diversi giocatori importanti per la Roma.
Sì, beh, l'abbiamo detto anche ieri, è una Roma in emergenza, perché di fatto manca metà attacco, perché manca Dybala, manca Ferguson, manca Dobbik, manca Vaz, comunque 4 attaccanti fuori non è roba da poco. Certo, anche il Cagliari non è messo meglio con Borrelli, Felice e Belotti, però Felice e Belotti oramai sono fuori da tempo e quindi in qualche modo sia l'allenatore che il tifoso ci ha fatto il callo, come si suol dire, e quindi non vengono neanche considerati in questo momento delle assenze a livello di urgenza, ecco, nel senso che comunque purtroppo per il lungo dei genti è sempre così, cioè diversa la condizione rispetto a Mina, De Jong e Folorunsch, tanto per capirci. E si aggiunge anche Borrelli, tant'è che appunto è stato convocato anche Paul Mendy, l'attaccante della primavera, però ieri Pisacane ha detto una roba giusta, secondo me, in conferenza. Ha detto: noi oramai con l'emergenza ci conviviamo dall'inizio dell'anno, quindi fa parte quasi del nostro modo di vivere, dover cercare di sistemare queste situazioni a livello fisico. La Roma si sta via via abituando a questo. È chiaro che l'arrivo dal mercato anche negli ultimi giorni di Saragozza ha dato chiaramente una mano, soprattutto perché è quel tipo di giocatore, dicevo ieri, che Gasperini stava cercando, soprattutto in assenza di Dybala, perché Dybala adesso non ricordo i numeri, li vado a vedere, però per capirci quante partite ha saltato e anche quelle che ha giocato, insomma, non sempre le ha fatte tutte dal primo minuto, no, più che altro tutte, cioè giocate tutte, per esempio vedi il 52% dice Transfermarkt di presenze da titolare, il 51% di minuti giocati, cioè se vai a vedere poi i numeri ha 17 partite, 2 gol e 3 assist per un giocatore che dovrebbe essere il fulcro non solo dell'attacco giallorosso, ma probabilmente di tutta la squadra, il giocatore più forte, il top player assoluto della Roma, chiaramente sono numeri che fanno pensare, ecco. Per cui l'assenza di Dybala, io ti dico, è un bell'assist, ecco, per la difesa del Cagliari. Certo, c'è Zaragoza da scoprire, c'è Malen, che è un attaccante vero, c'è Sule, che col Cagliari cerca sempre di fare lo spiritoso, e quindi ti piace questa? Sì. Questa è una vecchia citazione. Però è chiaro che sarà una partita tra due squadre che hanno tante assenze, però anche in questo ti dico, questo Cagliari per me oggi è in grado di uscire con dei punti dall'Olimpico. Cioè non mi sembra una cosa così impensabile. Fermo restando che la Roma è la squadra più forte, molto più forte del Cagliari, ma su questo non ci sono dubbi, cioè non bisogna neanche dirlo, secondo me. Non bisogna, cioè è talmente scontato che ripeterlo non aggiunge niente, ecco, secondo me, alla discussione. Però allora lo facciamo, ne parliamo con il nostro prossimo ospite, appunto. Eccolo. Sul discorso della Roma, lo facciamo entrare. Eccoci qua, ciao Gabri, ben trovato. Ciao, buongiorno a voi e buongiorno a chi ci guarda. Gabriele Chiocchio, inviato di Voce Giallorossa. Gabri, sei a Roma, quindi ovviamente stasera sarai presente allo stadio? Sì. Ok, regolarmente al mio posto. Perfetto. Ti chiedo un po', una Roma incerottata, 7 assenze, ne abbiamo parlato anche questo fine settimana via telefono, via WhatsApp. Gabri, insomma, alla fine Dybala non recupera. No. Però anche dalle parole che ha detto Pisacane in conferenza, la vera assenza rispetto alla partita di andata è Manuel Koné. Nel senso che il giocatore che probabilmente dà equilibrio a questa Roma è un giocatore che ringhia a centrocampo. Ecco, una Roma senza Koné si sente la sua mancanza, insomma. Sì, tra l'altro quando è in campo di Koné ci si lamenta spesso perché magari è poco concreto con il pallone, a volte un po' pasticcione, però quando manca si sente perché è lui che dà tanta intensità al centrocampo. Oggi dovrebbero giocare Cristante ed El Ainaoui, che sono uno un posizionale puro, ormai Cristante, El Ainaoui uno che sembrava potesse essere un invasore e che invece anche lui si sta specializzando in una modalità posizionale.
del centrocampo, e quindi chiaramente l'intensità viene un po' meno, e sappiamo bene che le squadre di Gasperini senza intensità poi hanno poco da offrire sostanzialmente. Quindi sì, quella di Koné è un'assenza pesante, un'assenza prolungata, si parlava di un mese dal momento dell'infortunio, quindi ci vorrà ancora qualche settimana, però sì, insomma, l'assenza del francese pesa tanto, non solo oggi, anche a Udine credo sia pesata abbastanza. E Udinese e Cagliari sono le due squadre con cui la Roma secondo me ha fatto le peggiori partite dell'anno. Cagliari ovviamente all'andata, sperando per Gasperini che non possa battere il record questa sera, e l'Udinese, la partita contro l'Udinese ha visto la Roma molto, molto spuntata, anche perché Runjaic è stato bravo a prendere delle contromisure piuttosto specifiche a quello che è il gioco di Gasperini. Il Cagliari di Pisacane, insomma, lo sapete meglio di voi, è un po' cambiato nelle ultime settimane, oserei dire migliorato, anche perché in questo momento vive il miglior momento della sua stagione. Sarà una bella partita, la Roma ha tanto bisogno di punti, specialmente dopo quello che è successo ieri sera con la Lazio, che ha fatto un favore ai giallorossi fermando almeno parzialmente la Juventus. È una buona occasione per tornare al quarto posto, in coabitazione sarebbe quinto per la differenza di, ma insomma, se la Roma vuole tentare ancora di arrivare quarta, questa sera non deve proprio fallire. Qual è stato l'impatto di Malen? Nel senso che un giocatore, la Roma cercava comunque un attaccante, cercava di avere più continuità sotto porta, perché uno dei limiti appunto di questa Roma, sembra strano parlare di una squadra di Gasperini, però parliamo di una Roma che comunque fa fatica là davanti a segnare, in difesa magari ermetica, però cercava comunque dei giocatori che dessero un po' più di continuità dal punto di vista realizzativo. Ci sono tante assenze. Oggi dovrebbe giocare Zaragoza, giusto? Dovrebbe? In sì, teoria. Secondo noi giocherà insieme a Sole, okay, alle spalle di Malen. Ok. E qual è stato appunto l'impatto? Non di Zaragoza, perché sarà la prima in assoluto, però Malen... Zaragoza. Zaragoza, scusa, Zaragoza, come Zaragoza. Esatto, uguale al nome della città spagnola. Ci sta. Lo stavi confondendo con quello della Juve, Zegrova. No, Zegrova sì, no. Ti stavi confondendo. Zaragoza. Dove l'hai detto Zaragoza? Non esiste, nella tua testa soltanto. Vai, però Gabriele, mi ha capito Gabri. rispondi a questo povero anziano. Ogni giorno ci tocca ormai sono tanti anni però. che facciamo i collegamenti, per cui appunto, stiamo crescendo insieme, Gabri. Dobbiamo sopportare tutti. Saratoga, esatto, salutiamo. No, Malen aveva aperto con Malen, lui ha avuto un grande impatto. Chiaramente la gara di Torino la ricordiamo tutti, dopodiché si è un po' fermato lì. Secondo me, perché col Milan, ecco, c'è questa foto che credo si riferisca all'occasione che abbiamo avuto proprio a inizio partita, quando si è girato e ha calciato col sinistro. Poi si è visto poco. A Udine non ha quasi avuto possibilità, ma questo cosa significa? Che non è colpa di Malen, ovviamente, ma non era solo un fatto di attaccanti. Evidentemente la Roma manca di supporto a livello di quinti, secondo me, a livello anche di invasione dei centrocampisti. È chiaro che se poi giochi scusate, con un sistema troppo statico, pagano tutti, pagano gli attaccanti, pagano i centrocampisti, pagano tutti quanti. Quindi sì, serviva qualcuno come Malen, un attaccante più mobile rispetto a Dovbyk, un attaccante che più confà il gioco di Gasperini, tant'è che Gasperini lo adora, non ha nascosto il suo amore per Malen, ma alla Roma serve anche altro che il mercato non ha portato, perché nel mercato di gennaio tu puoi fare un numero limitato di operazioni, in un mese è difficile rivoluzionare la squadra. È arrivato Zaragoza, è arrivato Vass, che si è fatto male, non sarà presente, è arrivato anche il povero Venturino, che dico povero perché se lo sono infilati in pochi, ha avuto un discreto impatto, certo, concretezza poca, ma non è su di lui che la Roma si affida per cercare questa rincorsa al quarto posto. Malen deve essere un fattore, Malen deve essere quello che deve cominciare a dare qualcosa in più anche in zona gol, nonostante le mancanze che secondo me restano oggettive anche a livello di centrocampisti, per esempio. Fra? No, abbiamo già parlato dell'assenza chiaramente di Koné, metronomo, equilibratore, insomma un giocatore veramente, veramente fondamentale, ma io direi non solo per la Roma, cioè ovunque dovesse giocare sarebbe quel tipo di giocatore lì, perché effettivamente ha delle capacità che in pochi hanno, pochissimi, anzi che hanno in Italia, e lo sta sostituendo appunto El Ayan.
Sì, che però almeno ho solo sbagliato la pronuncia, tu hai proprio sbagliato il nome, quindi fai un po' con lo spiritoso, Zaragoza, che questa resterà nella storia, caro. Oggi facciamo 2 clip, Comunque, El Ainaoui e Zaragoza. Esatto. Siccome sappiamo appunto che il centrocampo per Gasperini, già dai tempi dell'Atalanta, è ovviamente il reparto cardine, perché poi è quello che aiuta la difesa e lancia il centrocampo. Come pensi che in una gara contro il Cagliari, che invece ha un centrocampo, almeno nelle ultime 3 partite, molto chiuso, molto portato a contenere, ecco, l'avversario, come pensi che possa cercare di mettere in difficoltà il Cagliari? Beh, col ritmo, io credo che l'arma fondamentale della Roma sia il ritmo. Come dici tu, se tu trovi un centrocampo molto abbottonato e giochi a 2 all'ora, quel centrocampo lì resta, lì non si muove e quindi è difficile da superare. Se riesci a muoverlo, se riesci a scomporlo, allora ti si aprono delle zone di campo dove tu puoi andare a attaccare con gli attaccanti. Io credo che il Ainaoui sia fondamentale perché, ripeto, Cristante è un posizionale, lì sta, copre, ci mette la sua fisicità, col suo lancio lungo, quello che volete. E El Ainaoui potrebbe essere la chiave di volta, con la sua capacità almeno teorica, almeno grammaticale di invadere la metà campo avversaria, di scomporre un po' le difese avversarie. A me sarebbe piacerebbe vedere la coppia Koné e El Ainaoui, perché è quella che darebbe più brivido, più verticalità, più brillantezza al centrocampo, magari al prezzo di scoprirsi un po' di più quando non si ha il pallone. Però secondo me bisognerebbe ripartire da loro due. Ovviamente Koné non c'è, gioca Cristante, credo, perché non credo giocherà Pisilli insieme a El Ainaoui. Però ecco, serve ritmo, serve intensità, serve indurre all'errore il proprio avversario, perché la Roma spesso e volentieri ha vinto le partite così, costringendo l'avversario a sbagliare perché è stremato, perché è sfiancato magari da mezz'ora continuativa di pressione da parte della Roma. Le squadre di Gasperini funzionano così sostanzialmente, non ci siamo inventati niente, ma credo che sia questa un po' la strada da seguire. Se la Roma giocherà allo stesso ritmo di Udine, per Pisacane ci saranno grandi possibilità anche di vincere la partita, secondo me. Ne approfitto da un commento di un nostro abbonato che dice: Wesley vs Palestra, chi vincerà la sfida? Probabilmente questa è una delle sfide più interessanti, perché sono 2 giocatori che probabilmente a livello difensivo chiaramente hanno delle pecche, però a livello offensivo insomma spingono tanto. E ultimamente Palestra, diciamo, ha avuto anche dalla sua parte giocatori come Gosens, come lo stesso Kostic nella sfida contro la Juve a Torino, insomma li ha messi abbastanza in difficoltà. Wesley ha trovato probabilmente quella continuità che ci stava, arrivava da un campionato diverso, ci sta l'ambientamento nella Serie A, però è ovvio che stasera molto passerà da questi 2 giocatori, sicuramente dal Cagliari, ma probabilmente anche dalla Roma, perché comunque Wesley anche lui è un bel furetto sulla fascia. Assolutamente sì, è il duello indubbiamente più interessante della partita. Come dicevo prima, tanto passa anche dal contributo dei non attaccanti alla fase offensiva, e tra gli altri Wesley è chiaramente il calciatore più indicato. Potrebbe anche verificarsi uno scenario in cui faranno uno schiaffo per uno sostanzialmente, anche perché Gasperini ha detto in conferenza stampa che il modo migliore di limitare calciatori come Palestra è quello di attaccarli, è quello di non lasciare loro spazio per avanzare. E allora Wesley dovrà andare lì, dovrà aggredire, dovrà mostrarsi sempre minaccioso per indurre Palestra a pensare: oh cavolo, se sbaglio una cosa qui siamo fritti. Questa credo sia un po' l'interpretazione del duello. Bisogna aggiungere una cosa: Wesley è diffidato e domenica c'è Napoli-Roma, e questo secondo me è un dettaglio non indifferente, perché se tu levi Wesley a questa squadra in una partita così importante come quella di domenica prossima potrebbe essere un problema. Quindi io credo che Wesley questa cosa la sentirà, Gasperini lo catechizzerà a dovere. Ovviamente se domenica è importante, è importantissima anche stasera per i motivi che abbiamo detto, per cui Wesley dovrà un po' anche gestirsi, dovrà essere intelligente, come è stato, perché poi quando è arrivato, no, anche con l'errore che aveva fatto al mondiale per club contro il Chelsea, si pensava sì, questo è il classico terzino che spinge, un po' distratto, un po' evanescente. Invece è l'esatto contrario, perché Wesley mi è sembrato fino adesso un calciatore molto serio, molto applicato, molto attento alla fase difensiva, molto attento al suo avversario diretto, e magari un po' meno brillante di quel che ci si potesse aspettare a livello offensivo. Quindi
secondo me è più un calciatore così che classico esterno che va e se ne frega dei compagni e degli avversari. Però ecco, servirà tanta serietà da parte di Wesley sia per il discorso di sfida sia per l'avversario che si troverà di fronte, che è uno dei migliori quinti del campionato. Ci sta. Tra l'altro, facendo un esempio, non è un Nuno Tavares, nel senso che comunque lui va a galoppa, però poi a livello difensivo, l'abbiamo visto anche ieri, in occasione del 2-2 si dimentica completamente si dimentica che esiste anche quello che ieri si è anche guardato attorno, ma toccava a me e forse era il mio. La marcatura laser di Nuno Tavares. Esatto. Assolutamente. Ritorniamo un po' al discorso, perché ci sono tante domande. Io te la faccio la domanda, ne abbiamo già parlato in privato, ovvero sulle condizioni di Angelino. Perché comunque è un giocatore che ha avuto delle problematiche, c'è stato tanto silenzio da questo punto di vista, è ritornato, è stato anche convocato, è entrato in campo. Come procede il recupero? Allora, la questione di Angeligno è, come è stato detto anche in conferenza stampa, da delegare al Dipartimento Medico, perché non si parla di infortuni sportivi, chiamiamolo, un fatto suo di salute, e quindi non abbiamo grosse informazioni anche per un discorso di privacy. Sappiamo che aveva perso peso, anche perché ci ha detto Gasperini che lui ha riacquistato 3-4 kg che evidentemente doveva riprendere, per cui sappiamo che in fase di recupero ha giocato qualche minuto nelle ultime gare, però chiaramente non è un calciatore su cui si possa fare affidamento, tant'è che è stato escluso anche dalla lista per l'Europa League. È uscito Bailey, che è stato ceduto, è uscito Dovbyk, che fortunato ne avrà per un po', e il terzo è stato scelto di far uscire anche Ligno, anche perché poi Tsimikas è rimasto, quindi insomma c'è da aspettare, io credo, anche un po' per anche Ligno. È una stagione così, inutile aspettarsi molto di più. Lo ha detto Gasperini, è un calciatore importante, un calciatore su cui lui faceva affidamento, contrariamente a quanto si diceva in estate in realtà, perché poi le cose vanno un po' ricordate. Si diceva che non fosse il quinto adatto per Gasperini e tutte queste cose, invece Gasperini ieri ci ha detto che è un calciatore su cui puntava, su cui evidentemente non ha potuto far di conto per i motivi di cui abbiamo parlato, però ecco, è segnato il recupero, lui è fiducioso di poter giocare almeno uno spezzone di stagione in campionato, e vedremo cosa accadrà. E poi ti chiedo su Sule, nel senso che ne abbiamo parlato prima con Francesco, insomma quando vede il Cagliari insomma si accende, tra virgolette, però ieri Gasperini ha detto che ha avuto un problema di pubalgia, sì, che insomma è un po' una rogna, nel senso che è un qualcosa che anche non c'è, diciamo, è una rogna nel vero senso della parola, va anche gestita. È dovuto anche a questo, perché ultimamente insomma Sule non è che abbia fatto tantissimo, da lui probabilmente ci si aspetta un po' di più, vista anche l'assenza di Dybala, perché c'è sempre stato questo o Dybala o Sule, ma possono giocare insieme, non possono giocare insieme. Per ovvio che se la Roma non ha Dybala, Sule non è al 100%, alla fine lì davanti i problemi ci sono, bisogna capire se poi i nuovi arrivi possono ovviare a queste mancanze. E quindi come sta effettivamente Sule? Secondo te può giocare anche 90 minuti stasera? È nelle condizioni? Sì, per scendere in campo può scendere in campo, anche perché è già sceso in campo in queste condizioni. Non è che la pubalgia gli sia venuta ieri quando l'ha detto Gasperini, ce l'ha da un po', credo da un mese e mezzo. È una cosa con cui bisogna convivere, non si può fare altro. Sostanzialmente purtroppo c'è chi si è ritirato per la pubalgia, e parlo di Federico Balzaretti, che saltò un'intera stagione, salvo poi arrendersi al fatto che era anche più avanti con l'età. Solo parliamo chiaramente di un calciatore giovane, però è veramente una rogna la pubalgia. È stato molto sfortunato da questo punto di vista. In campo si è visto, secondo me in certi casi ha fatto male anche oltre l'infortunio, perché è un calciatore che se non riesce poi a incidere sparisce un po'. È un calciatore più di sistema che in realtà che un calciatore che ti risolve una partita da solo. Cioè lui va bene se incassato in un sistema di gioco, andava bene col Frosinone di Francesco, andava malino l'anno scorso perché non si sapeva dove dovesse giocare. A un certo punto era stato instradato come quinto di destra da Ranieri con qualche risultato, ma chiaramente non si può costringere uno come Sole a fare l'intera fascia. Ecco che adesso gioca nei due dietro l'attaccante, e in realtà non sta giocando una cattiva stagione, è arrivato a più di 10 contributi tra gol e assist, e siamo a febbraio, quindi una media buona per quanto riguarda un esterno offensivo / trequartista. Però è vero che quando non riesce a incidere lo vedi un po' scomparire dal campo, tentare questi 1 contro 1
a volte un po' improbabili. Lui veniva da statistiche enormi per quanto riguarda i dribbling a Frosinone, che non sta confermando qui, anche perché il contesto è chiaramente diverso. La Roma punta su di lui, ovviamente. Io credo che con Gasperini possa crescere, però ecco, secondo me, se ci si aspetta un calciatore che da solo ti risolve una partita, non è da Soulé che deve andare a bussare, lui ti può aiutare in un sistema che funziona, e secondo me, se la Roma inizierà a funzionare meglio a livello offensivo, Soulé sarà uno dei primi che ne beneficeranno, i suoi numeri cresceranno, allora l'investimento che è stato fatto su di lui sarà giustificato. C'è un'altra domanda che è sul discorso di Pisilli, nel senso che è un giocatore che poteva essere mandato in prestito, però alla fine pare che Gasperini l'abbia comunque voluto trattenere, l'abbia convinto che ci sarebbe stato comunque spazio. È un peccato vedere un giocatore dal potenziale di Pisilli che non sia regolarmente titolare, però in quel centrocampo, insomma, non è semplicissimo. Beh, bisogna anche un po' decidere cosa si vuol fare, nel senso che sì, Pisilli può crescere, deve crescere, io credo che debba stare in questa rosa, Pisilli, però ha delle caratteristiche che non confanno, secondo me, al modulo con cui gioca la Roma. Secondo me Pisilli sarebbe una perfetta mezzala di invasione del 4-3-3, esatto, ma è un ruolo che in questo modulo non c'è, perché se gioca nei due dietro la punta non ha abbastanza qualità, mi sembra piuttosto evidente. Se gioca nei due di centrocampo gioca troppo lontano dalla porta e quindi può faticare a fare il suo per quanto riguarda le sue caratteristiche. È un equivoco in cui cade qualsiasi mezzala che è costretta a giocare in una squadra che gioca a tre dietro, sostanzialmente, a meno che giochi 3-5-2, ma è un po' diverso. Però, ripeto, può stare in questa rosa. Io spesso si parlava di Frattesi, per esempio, nel mercato della Roma se ne è parlato tanto, perché l'Inter magari lo cede, perché lui ha giocato nella Roma, eccetera, eccetera. Piuttosto che andare a spendere X milioni per Frattesi, ho sempre detto la Roma deve far crescere Pisilli, perché Pisilli può arrivare, secondo me, a livello Frattesi per quel che riguarda l'inserimento, la capacità di fare gol. Lui ha fatto 2 gol in Europa League contro lo Stoccarda, non in una partita banale, in una partita fondamentale per arrivare nelle 8. Ecco, quello è il margine di crescita di Pisilli. Il problema è che la Roma ha sia delle esigenze di classifica immediata, di risultati immediati, che delle esigenze tattiche che purtroppo per Pisilli non coincidono con quelle che sono totalmente le sue caratteristiche. Ok, in chiusura sul discorso, non ci sarà nervoso, quindi giocherà, ma per me è sontuoso Pisilli, mi avrei firmato sì, un mese fa per averlo, un anno fa Cagliari, per averlo al Cagliari, per vederlo giocare a Cagliari. Peccato. Anche De Rossi penso che volesse fare carte false per averlo al Genoa, quindi ci abbiamo provato in tutti i modi possibili, perché chi più di lui alla fine si è dovuto accontentare i Baldanzi. Vabbè, vediamo. Baldanzi che a Roma voleva far giocare mezzala, adesso non so cosa voglia fare che secondo me è un'idea geniale, però serviva uno sviluppo che evidentemente a Roma qui non poteva avere. Ok, in chiusura ti chiedo cosa ti spaventa del Cagliari dalla partita di stasera? Mi spaventa la preparazione di Pisacane, la lettura che lui può dare alle partite. È un buon allenatore, non sta simpatico a nessuno all'Olimpico, catalizzerà l'attenzione questa sera, credo, all'annuncio delle formazioni. Ricordiamo il famoso episodio del non fallo sul gol di Kalinic, ma vabbè, questa è una roba che mi porterò fino al letto d'ospedale quando vi lascerò. Però detto questo, a parte i giochi e le battute, qui siamo fra amici. È un allenatore preparato, è un allenatore che ha cambiato il modo di giocare del Cagliari. Parlavo di Runjaic, che in Udinese Roma ha messo delle contromisure rispetto a quello che era successo nella partita di andata, dove l'Udinese alla lunga aveva ceduto perdendo 2-0. Invece Runjaic ha letto bene la partita, ha chiuso tutte le fonti di gioco della Roma ed è riuscito a portarla a casa anche con quel po' di fortuna che ti serve sempre. Pisacane rispetto all'andata è cambiato tanto. Cagliari-Roma fu una partita in cui il Cagliari gioca in maniera estremamente reattiva, almeno fino all'espulsione di Celic, per poi prendere paradossalmente campo. Secondo me vedremo una partita forse simile, ma secondo me Pisacane, anche col fatto di aver cambiato il centrocampo, di averci portato per esempio Gaetano, insomma proverà a sfruttare le occasioni che magari avrà, perché sa che se la Roma va sotto è difficile poi che riesca a reagire, per cui io temo questa furbizia un po' di Pisacane, che sa come controgiocare la Roma, ma ha anche creato un'identità nel Cagliari che è molto molto interessante. Perfetto. Allora,
Gabri, ti salutiamo, ovviamente grazie per la tua disponibilità. Ci sentiamo poi in privato se ci saranno ulteriori news. E buona giornata e buona partita, ovviamente, Gabri. Grazie a voi, è sempre un piacere. Quando volete sono qua. A presto. Perfetto. Grazie. Ciao Gabri, Grazie, buon lavoro. Gabri. Grazie mille. Ciao. Eccoci qua. Tra l'altro su Voce Giallorossa c'è anche un'intervista al sottoscritto che indegnamente è stato contattato per presentare il Cagliari. L'ho letta. Loleta, questo è tipo... Com'è che era? Zaragova? Il titolo? Dov'era? Perché stavo leggendo sul sito e dal nulla mi è sbucato. Dov'era? Perché non la vedo? Vabbè, comunque non lo so. Forse sono gli occhiali un po' a cambiare. Oggi è lunedì, è una giornata lunga. Esatto. Quindi, vabbè, comunque c'era sicuramente perché l'ho letta. Ah, eccolo qui, cambio campo. E da lui c'è scritto Aresu. Cioè, così. Fammi leggere. Apriamo. Vediamo chi è. Chi è questo Francesco Aresu? Grande amico. Di grande sofferenza, non sopporto più questa trasmissione. Luca Di Leonardo non mi può vedere, ormai non mi risponde più ai messaggi, veramente non mi risponde alle telefonate, anzi mi ha anche bloccato 2 giorni, mi ha bloccato. Che qualcuno ci credesse davvero. Cosa è? Che ti ho bloccato? Ma magari. Comunque, no, adesso giusto per continuare a scherzare, ti posso chiamare 5 minuti? 5 minuti. Quando Luca Di Leonardo vi scrive, cioè qualora vi dovesse scrivere in privato, ok? Ti posso chiamare 5 minuti? Sappiate che dovrete moltiplicarlo per 8/9. Questi 5 minuti diventano 40 o 45. Cioè, adesso aspettate, vediamo se riesco, se ho proprio la prova provata. Aspetta. Che qua si scherza. Tutto pago io. Che qua si scherza. Vai, io so già la risposta pronta. Cronologia chiamate. Non si vede. Non si vede perché è grigio. Vabbè, comunque. Esatto. Ve lo leggo. 50 minuti ieri, ore 15:50. Però tu dov'eri? 1 febbraio, chiamate 45 minuti. 25, no, questo è 25 secondi perché ciao. Dov'è? Non ci sono. Cos'è? No, proprio che poi ieri è perché comunque stavi o vi chiama veramente al volo tipo 10 secondi, perché sono molte chiamate da 20 secondi, oppure quando parte, cioè se sa che voi avete tempo e magari ha tempo anche lui, siete fritti. Preparatevi psicologicamente. Luca il sintetico, esatto. Incredibile. Esatto. È solo colpa tua. È proprio così. Va bon. Esatto. Proprio dentro la campana di vetro, cioè per proteggersi dalle... Meno male che c'è Luca Di Leonardo, se non ci fosse... Se sarebbe meglio. No, bisognerebbe inventarlo, dai, ma sei proprio negativo. Si scherza. Poi stasera quanto è bello che te li spupazzi tu i commenti del post partita. Non vedo l'ora, guarda, sono proprio... Pensa che le ultime partite il Cagliari ha vinto tutte e 3, giusto per me, per questo, cioè per darmi la possibilità di poter vivere bene e oggi che ci sei tu non lo so. Mi raccomando, fate da bravi, ve lo dico già, fate da bravi stasera. Luca è stato un ottimo acquisto per le live, certo, senza dubbio. È un prestito. Abbiamo guadagnato in bellezza, abbiamo aumentato la skill, abbiamo aumentato la skill età media, invece che Pisacca drasticamente alla Ranieri, diciamo così. Alla Nicola. Età media Cagliari diminuita, età media 131 drasticamente aumentata. Solo con un cambio incredibile. Questo è veramente incredibile. Va bene, ragazzi belli.
con ragazzi intendo tutti, cioè ragazzi, Tutti. ragazze, In generale. anziani, giovani, meno giovani, adulti, quello che è. Ci vediamo stasera 19:45. Ricordiamo ancora una volta, l'ho detto ieri ma lo ripetiamo anche oggi, non ci sarà Cagliari Social Arena, quindi non aspettateci alle 18:15. Poi se volete vi mettiamo un cartonato di Luca Di Leonardo statico, mandiamo fermo. un documentario dalle 18:15 alle 18. Essere LDL, così, no? Non pompate troppo Luca. Poverino, altro che lo stiamo demolendo, e anzi lo sto soprattutto demolendo da quando è arrivato, quindi no, vabbè, dai, si scherza. Ma sì, ma no, tornando seri. Vai. O essendo seri, più che essendo forse per la prima volta in questi ultimi minuti seri, esatto. Quindi niente Cagliari Social Arena alle 18:15, ci vediamo dalle 19:45 con il pre-partita di Roma-Cagliari. Ci sarà in conduzione il buon Luca Di Leonardo insieme a me, poi ci sarà Roberto Pina collegato dall'Olimpico, e poi nel post partita dovrebbe esserci anche Matteo Zizzola per commentare tutti insieme appassionatamente la gara di Roma. Va Faremo bene? Le ore piccole. Esatto. Quindi ci vediamo stasera tra insomma meno di 9 ore e un po' meno di 9 ore continueremo a goliardico come il colesterolo LDL. C'è quella sigla, lo so che è vero. Ma sì, da poco LDL, cosa? Mi sono girato, chi mi cerca? No, questa è la sigla. Invece era il laboratorio analisi. Zezzafro. Vabbè che tu colesterolo non ne hai perché, cioè, vedendoti sei magro come noi, mangiando lattinca a Firenze, peraltro poi, insomma, è anche normale che sia magro a differenza mia e di Roberto. Vabbè, no, in realtà c'è un po' di invidia che non ho mai assaggiata la tinca, quindi ci sarà un motivo anche, diceva quello, però preferiamo altri tipi di cibo, di piatti. No, quella è roba tua. Sei tu che sei andato a mangiare la tinca a Firenze, quindi veramente. Va bene, non cadrò in questi tuoi squalli di doppi sensi. Ci vediamo stasera. Chiudiamo? Perché non stiamo riuscendo a chiudere? Dai. Chiudiamo dopo. Stasera ragazzi, buona giornata. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, fra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna a voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.